Buonasera a tutti, grazie per averci ospitati. È buona prassi che i padroni di casa dicano due parole per introdurre. Non so chi sia il referente responsabile della polisportiva, sbaglio se dico che è la polisportiva che ha organizzato l'incontro? Sì, abbiamo qui il presidente e un vicepresidente. Allora io vorrei che il presidente o il vice venissero qua a dire due parole per introdurre l'incontro. Ma mi sentite tutti? Sì. L'acustica è sufficiente? Io a braccio non sono anche intanto ringraziamo i partecipanti e veramente libero Francesco Giorgio e Roberto Villa. Non scopro in questo momento, ma la sono fiducia. Comunque, da uomo di sport, io ho fatto tanta attività sportiva, corsa, calcio. Mi fa piacere presentare, si può chiamare l'avventura di Libero, no? Perché l'avventura, già come diceva Sebastiana, il nome è un destino libero, quindi di viaggiare. Sono presidente della polisportiva. Caro Parelli, mi ricordi il tuo nome? Mia madre era Del nome. Io sono presidente di sopra. Sì. Grandi bambini. Grandi bambini, ok. Dicevo. Mio padre è della contea di Chibuoni. Ci siamo quasi adesso, continua te. Fa piacere quando infatti si cementa in una impresa, si può dire, vero? Perché fare in giro del mondo. Stanno raccontando che il primo libro che ho letto, che mi hanno regalato tanti anni fa, era Il giro del mondo quando ho detto magari avrà preso spunto da quel libro, no, da altri. Ci ha messo un po' più di ossigeno. Io ho fatto tanti chilometri, però non in bicicletta ma anche di corsa, ho fatto tante maratone, tante corse tantissime. Ora purtroppo ho avuto problemi di salute, quindi ho dovuto lasciare la mia attività. Ho continuato con il calcetto, non come calciatore ma come presidente della società. E quindi continuo a essere nello sport, perché lo sport in tutti i suoi aspetti unisce, non divide troppo. Quello che ha fatto Libero per tutto il mondo, mi è dato a conoscere varie realtà, varie civiltà, e quindi senz'altro stasera ci racconterà più o meno anche il modo di vivere della gente che lui ha incontrato durante il suo viaggio. Quindi io non sono di grandi parole. Bravo Paolo. Lascio la parola a Francesco, probabilmente delle immagini, vero? Vi spiego, è una formula che ormai abbiamo collaudato nei primi incontri. Io dico sempre che siamo come quegli amici molesti che si fiondano a casa vostra appena finite le vacanze, vanno in un posto o meno di villeggiatura e vengono là anche se voi non li volete e vi propinano le loro fotografie per tutta la sera. Noi più o meno facciamo la stessa cosa, anche se nel caso di Libero non si è trattato di una vacanza nel chiuso di un resort, di un villaggio vacanze, ma diciamo che ha girato un pochino di più. Io mi vergogno molto di aver fatto questa cosa, però ieri è stato necessario farlo perché avevamo una platea di ragazzi. Devo dire che siamo anche molto orgogliosi del fatto di essere riusciti per 2 ore a tenere fermi, silenziosi i ragazzi che ogni tanto hanno interrotto la presentazione con qualche applauso e addirittura alla fine molti di loro hanno voluto fare un selfie con Libero.
perché una cosa che voglio precisare per uscire da questo equivoco, lì c'è scritto che il libro è di Francesco Giorgioni. Francesco Giorgioni non ha fatto altro che trascrivere i diari di viaggio di Libero. Il libro è a tutti gli effetti di Libero, è lui che dovrebbe ringraziare. Volevo farvi una domanda al presidente qui per lui: perché ci avete invitato? Non lo sapete. Volevamo passare un pomeriggio diverso. Perché noi il Porto Pozzo si caratterizza per avere due associazioni, una a carattere maggiormente sportivo e l'altra a carattere più sociale, eccetera. E quindi noi abbiamo sempre organizzato delle iniziative che potessero essere aggreganti, che potessero essere appunto socializzanti. Questa non l'avevamo mai fatto. Un'iniziativa di questo tipo non l'avevamo mai fatto. L'iniziativa è partita da chi ti conosce, l'iniziativa di Alessandra, di chi ti conosce, e per noi poteva essere un'occasione bella, aggregante e socializzante, per fare una cosa per noi diversa e che secondo noi comunque in chiave sportiva, perché veramente l'impresa di Libero è un'impresa che può essere, è un'avventura, ma è un'avventura che comunque rientra in un percorso per noi sportivo, quindi che rientra nelle nostre cose, e che potrebbe essere una nuova occasione per conoscere un aspetto, un percorso che noi non conosciamo. La presentazione di un libro dal punto di vista consente l'accesso umanistico della vicenda, ma della serata, ma in chiave sportiva, che è quella che è la nostra prerogativa, lato polisportiva alessandrina. Tutto incentrato sul fatto che noi conosciamo te, vi seguiamo più o meno sui social, quindi sapevamo che questa per noi sarebbe stata una bella serata e una bella occasione. Ti basta come risposta? Esauriente. Allora, l'impresa di Libero è sì un'impresa sportiva, ma nell'impresa di Libero c'è un aspetto, vorrei dire, anche antropologico. C'è la sua inesauribile sete di conoscenza, c'è un saggio storico, in quelle pagine c'è un saggio storico che, ripeto, io ho semplicemente trascritto in italiano, perché lui il diario l'ha scritto in francese. C'è un grande ottimismo. Lui dice sempre: io non ho mai trovato, ovunque sia andato, qualcuno che mi abbia negato un letto, un giaciglio per dormire o un piatto per poter consumare un pasto quando non avevo abbastanza di cui sfamarmi. C'è l'avventura di un uomo che voleva conoscere il mondo e lo ha fatto nel modo più originale, avventuroso, rocambolesco possibile. E dicevo, io mi vergogno di aver fatto sta roba qua, però era l'unico modo, insomma, per dare un po' la dimensione dell'impresa secondo il linguaggio delle mappe concettuali che si usano oggi a scuola. Libero inizia il suo viaggio nel maggio del 1974. Lui è sardo, di Tavasuni, di un piccolo paese sulle sponde del lago Modeo, ma non viveva da anni a Tavasuni. Perché? Perché a un certo punto, siccome uno quando è libero lo vuole essere fino in fondo, si è posto questa domanda: ma per quale motivo io dovrei prestare servizio militare per lo Stato italiano? No, è sfuggito. Ed è andato in Francia. È andato a vivere in un piccolo paese che si chiama Voiron, a pochi chilometri da Grenoble, quindi non distante dal confine italiano. Lì si è stabilito. Lì ha iniziato la sua storia d'amore con Paulette, che diciamo che può essere considerata la basista dell'impresa, perché lei stava in Francia, ma lei cercava di mantenere i contatti in giro per il mondo. Io dico sempre, questa è un'impresa che è irripetibile, non perché altri non ci abbiano provato e non l'abbiano portato a termine, magari anche completando, voglio dire, un chilometraggio superiore rispetto a quello di Libero, ma Libero ha fatto tutto senza smartphone, senza GPS. Noi che andiamo in bicicletta ormai non facciamo manco più il giro dell'isolato se non accendiamo Strava.
lui era solo con se stesso, ha incontrato tanta gente nel corso del suo viaggio, ma i contatti con casa erano irrimediabilmente persi. Lui racconta a un certo punto del suo viaggio che ha ricevuto una lettera che Paulette gli aveva mandato 3 mesi prima. A un certo punto lui ha incontrato dei francesi per strada e ha chiesto loro: se tornate a casa andate a Voiron e dite che sono vivo. Capite perché questa impresa non può avere uguali, cioè oggi non è pensabile una cosa del genere. Questo era realmente spirito d'avventura di uno che era disposto a tutto pur di oltrepassare i propri limiti fisici e cercare quali potessero essere i limiti della conoscenza. Quindi Libero prende la sua bicicletta che era stata assemblata su misura a Lione, pesava 13 kg, si carica sul groppone 38 kg di zaino, lui ne pesava 51, 38 di zaino, 13 di bicicletta, 51 e 51 pesava lui, quindi. E parte insieme ad un amico francese, Michel, che è ancora vivo, che non sappiamo se sa che è questo libro, come lo vedete. Solo che Michel a un certo punto rinuncia, si ferma in Afghanistan e decide di tornare indietro, trova dei francesi conosciuti per caso per strada e dopo 8000 km passeggiata torna a casa. Invece Libero non aveva nessuna intenzione di rinunciare, si salutano, si abbracciano e Libero prosegue. Quindi Europa, Asia,